buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Cosa Nostra rialza la testa a Palermo, 11 barche incendiate a Isola delle Femmine, bottiglie di benzina con la pretesa di 5.000 euro davanti a 5 locali a Sferracavallo. I negozianti, gravissimo che la mafia arrivi di nuovo a tanto. Sempre a Palermo restano impuniti gli aggressori dello skate park di Bonagia. Nonostante gli annunci, la sicurezza in centro e in periferia resta un miraggio. Ridate i documenti a mia figlia. Ha fatto il giro del web, arrivando anche alla Farnesina, l'appello del padre di Caltagirone, intrappolato in Iran senza il passaporto della piccola e senza più notizie della madre. Catania, anziana manipolata dalla vicina per sottrarle 3 milioni. 2 le donne arrestate, un piano criminale con diversi professionisti coinvolti. Panchine rosse, marce, sportelli dei sindacati, momenti di riflessione, tante le iniziative in Sicilia alla vigilia della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulla donna. A Noto una stanza rosa in questura per le denunce con massima riservatezza. Ad Agrigento arriva l'erosione della costa, avanza, adesso a rischiare persino il viale delle dune. A San Leone è crollata di nuovo la pista ciclabile e Mare Amico chiama in causa regione, genio civile e comune. Non si può più aspettare. Messina e le sue isole sempre più set di cinema. Dopo l'Odissea alle Eolie, in città si gira un film su Don Chisciotte e la Disney ha scelto Stromboli come scenario del 3° capitolo di Avatar. Calcio, Catania in vetta dopo la vittoria con il Latina, rossa-azzurri in testa alla classifica con la Salernitana che pareggia in casa con il Potenza. In Serie B il Palermo proprio non decolla. A Sferracavallo a Palermo questa mattina davanti a 5 locali sono state trovate delle bottiglie di benzina con un messaggio identico, 5.000 euro. È un'esplicita richiesta di pizzo che ha sconvolto la borgata marinaria e che potrebbe essere collegata con il rogo di un rimessaggio di barche. Marco Gullà. Un gesto sprezzante, plateale. I titolari di 5 esercizi commerciali della borgata di Sferracavallo a Palermo questa mattina hanno trovato bottiglie di benzina davanti alle saracinesche. L'episodio ha coinvolto il bar del Golfo, la trattoria Temptation, i ristoranti Il Gracale e il Delfino e un tabacchi. Come vedete dalle immagini, nelle bottiglie di benzina c'è anche un'etichetta, o meglio, un messaggio in vista del Natale, con scritto 5.000 euro. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi, ha acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza. Le immagini mostrerebbero alcuni giovani scendere da auto con il volto coperto da cappucci e sacchetti con bottiglie di benzina, lasciate poi davanti ai negozi. Brutta situazione che è da vivere sia da abitante che comunque da attività come prima cosa. Come seconda cosa è un atto proprio che è indegno, ecco. Cosa che è proprio da film più che altro, surreale, ecco. Uno non ci crede veramente a guardarlo. Io solo nei film le ho viste queste cose, mai viste nella realtà. Gli investigatori stanno verificando collegamenti tra questo episodio e l'incendio avvenuto sempre la scorsa notte nel rimessaggio di Isola delle Femmine con 11 imbarcazioni danneggiate. I vigili del fuoco sono stati impegnati per ore con diverse squadre per spegnere l'incendio e limitare i danni. Tracotanza e sfide vergognose da parte della mafia. E restiamo a Palermo violenta, dove sono ancora impuniti gli aggressori dello skate park a Bonagia. Nonostante gli annunci, la sicurezza in centro e in periferia, nel capoluogo, resta un optional. Tonino De Mana.
successo. Mi ritengo in un certo senso quasi fortunato a essere stato io il succube di questa aggressione e non ragazzi minorenni che spesso sono con noi. I lividi sul volto, le ossa nasali rotte, qualche dolore ancora, il senso di protezione per i più giovani. Lo skater medico aggredito a Bonagia è ancora scosso, così come l'intero quartiere di Palermo alle prese con l'ennesimo branco, capace di essere spietato e violento. Insulti, calci e sassi agli ignari rotellisti, solo per il gusto di provocare o per far male. Questa volta si cercano 6-7 ragazzini che in modo spregiudicato e gratuito hanno fatto irruzione in uno skate park tra via Guido Rossa e via della Giraffa che l'amministrazione comunale di Palermo conta di inaugurare entro dicembre. È stato un fatto grave e tristissimo, ha dichiarato Alessandro Anello, assessore allo sport del comune, per il quale auspico che i responsabili siano individuati al più presto dalle forze dell'ordine e puniti in modo severissimo. E se il pestaggio non scalfisce il progetto di rilancio sportivo di Bonagia, resta l'amarezza di una città, Palermo, ostaggio della violenza e che, al di là dei proclami sulla sicurezza, continua ad essere fuori controllo e senza controllo in centro ed in periferia. La conferma è che, a distanza di giorni dalla vile aggressione di Bonagia, gli autori restano impuniti e chissà, pronti ancora a colpire. C'è una bambina italiana, si chiama Flora, ha 4 anni, è bloccata in Iran con il suo papà di Caltagirone perché la madre, che è sparita, nega di consegnare loro i documenti per viaggiare. Il padre ha lanciato un appello e adesso il caso è seguito da vicino dalla Farnesina, il Ministero degli Esteri. Eva Spampinato. Allo Stato italiano, alle autorità di aiutarci. L'appello di papà Andrea ha fatto il giro del web e soprattutto è arrivato all'attenzione della Farnesina e del consolato italiano a Teheran. Lui e la sua piccola Flora, 4 anni, cittadina italiana con doppio passaporto, stanno vivendo un incubo, intrappolati in Iran, senza documenti della piccola e senza più notizie della madre. C'è una novità importante ed è quella, con una relazione che attendiamo dal consolato, si recherà il mio assistito presso la sede per poterlo ottenere, ad adire il Tribunale di Roma, competente in questo caso, a poter ottenere in casi di urgenza come questo un provvedimento. Andrea Papale viveva a Londra, si era sposato e lavorava come infermiere. 2 anni fa la decisione di separarsi in modo pacifico. Lui torna in Italia, nel suo paese, a Caltagirone, lei torna in Iran. Inizia il percorso legale. Andrea periodicamente va in Iran per vedere la bambina in attesa dell'udienza già fissata per gennaio dal Tribunale di Caltagirone per decidere sull'affidamento. Ma a inizio novembre qualcosa va storto, la madre lascia il paese e non dà più sue notizie. Stiamo parlando della tutela di una bambina e la cosa è molto seria, non è un litigio tra chi vuole l'affido piuttosto che qualcos'altro. Stiamo semplicemente dicendo: ad oggi la mamma non c'è, si è resa irreperibile, abbiamo il passaporto ma non ci viene consegnato, vogliamo tornare in Italia. Possiamo farlo visto che è un nostro diritto oppure no? Se la speranza anima le azioni tempestive degli avvocati italiani, c'è una paura che aleggia, quella che Flora possa diventare l'ennesimo caso di bambina contesa a livello internazionale. Catania, anziana manipolata dalla vicina per sottrarle 3 milioni di euro. 2 le donne arrestate. È un piano criminale con numerosi professionisti coinvolti. Roberta Lunghi. Una trama criminale con al centro una vittima, una donna di 85 anni con un patrimonio bancario da 3 milioni di euro. Ingannata, convinta a isolarsi, a chiudersi in casa, a non rispondere al telefono, impossibilitata a ricevere persino la posta che veniva consegnata all'unica figura divenuta riferimento per l'anziana, quella fioraia, 65enne, vicina di casa, che con grande capacità è riuscita a diventare per la donna una persona di fiducia. Con le accuse di circonvenzione di incapace e tentata appropriazione indebita pluriaggravata sono state arrestate dalla polizia di Catania 2 donne di 65 e 54 anni, coinvolti nel progetto criminale di trasferire i beni dell'anziana in altro istituto di credito, anche la figlia della fioraia arrestata e una serie di professionisti che hanno aiutato la donna. Tra questi un avvocato 54enne con il compito di curare il trasferimento del patrimonio della vittima. Fondamentale il contributo di una segretaria di uno studio notarile catanese che ha fatto redigere un nuovo
testamento dell'anziana. La 65enne, su suggerimento della stessa segretaria dello studio notarile, avrebbe cercato di ottenere anche un certificato da un medico compiacente, attestante la capacità di intendere e di volere dell'anziana, che invece appare affetta da patologie che la limitano. Ad attivare le indagini la segnalazione alla questura di Catania dei funzionari di un istituto bancario del capoluogo etneo, che hanno notato movimentazioni sospette ai danni della donna. All'anziana vittima è stato nominato un curatore che provvederà alla sua assistenza. Panchine rosse, marce, sportelli dei sindacati, momenti di riflessione. Tante le iniziative in Sicilia in vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, che è in programma domani. Qui siamo a Palermo con Marco Gullà. Una panchina rossa inaugurata nella sede dell'Ordine dei Medici a Palermo, alla vigilia della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Nel capoluogo è andata in scena l'iniziativa Se ti fa paura non è amore, un momento di riflessione e di partecipazione civile. Nel giardino della sede dell'Ordine dei Medici è stata inaugurata una panchina rossa, simbolo di attenzione e richiamo all'impegno collettivo contro ogni forma di abuso di genere. Tutto ciò che va nella direzione al contrasto alla violenza sulle donne che avvenga. Non sono delle singole semplici iniziative, è il contenuto che bisogna attenzionare, cioè dobbiamo dire basta a questa emorragia continua di donne che muoiono per mani molto spesso di coloro i quali loro stessi hanno amato. Quindi bisogna mettere un punto, non ci fermiamo, non aspettiamo il 25 di novembre per attenzionare il fenomeno, dobbiamo attenzionarlo costantemente. Sempre nel capoluogo, in vista del 25 novembre, si è svolta a Palermo in rosa, una passeggiata con migliaia di persone che hanno percorso i circa 3 chilometri del tracciato con partenza e arrivo in Piazza Verdi. Palermo, come tante altre città, ha subito l'onta, la violenza, la tracotanza del femminicidio, che è uno dei reati più odiosi, perché è la degenerazione di un amore malato. A Noto inaugurata una stanza rosa nel commissariato di polizia. È un luogo reso accogliente anche dalle opere donate dagli studenti, dove le donne possono sentirsi al sicuro e denunciare con la massima riservatezza le violenze subite. Il questore Pellicone dice al nostro TG: io firmo ammonimenti quasi ogni giorno. Francesco Aloi. Fare sentire le donne vittime di violenza al sicuro, nel momento forse più difficile per loro, quando con la memoria devono rivivere ciò che hanno subito. Sempre in più città nascono le stanze rosa, luoghi dedicati proprio a questo. Qui siamo nel commissariato di Noto. Questa è la terza stanza che noi inauguriamo negli ultimi tempi in provincia di Siracusa. È un luogo accogliente, un luogo dove noi speriamo di ricevere le segnalazioni o le denunce delle persone in difficoltà. Una stanza realizzata in collaborazione con il Rotary, progettata per aiutare le donne a trovare un po' di tranquillità. E queste opere, donate dagli studenti del liceo artistico di Noto, alleggeriscono l'atmosfera. I ragazzi stanno ancora lavorando, ci sono altre opere che si aggiungeranno a quello già consegnato. Arricchiremo questa stanza con ulteriori lavori, soprattutto per quello che riguarda i bambini che eventualmente dovessero venire. Dalle pubblicità progresso ai reel sui social, passando per gli incontri con i ragazzi. Si fa di tutto per cercare di mettere un punto alle continue violenze sulle donne. Ma quando la prevenzione non basta, fondamentale è trovare il coraggio di denunciare. Le denunce ci aiutano a intervenire prima che sia troppo tardi. Sono aumentati gli ammonimenti che firmo quasi quotidianamente, i codici rossi purtroppo sono elevatissimi, quindi è importante per le vittime denunciare. Abbiamo argomento: la dea bendata bacia Gangi, comune delle Madonie in provincia di Palermo. Un anonimo fortunato ha vinto 200.000 euro in contanti e altri 300.000 per l'acquisto di una casa. Grazie al concorso Vinci Casa,
Con soli 2 euro giocati il vincitore adesso potrà scegliere l'abitazione che desidera su tutto il territorio nazionale e avrà 2 anni di tempo per cercarsela. Politica a Catania, Forza Italia chiede a Trantino la carica di vice sindaco. Il nome dovrebbe essere quello di Massimo Pesce, un passaggio che servirebbe per riequilibrare le forze di maggioranza dopo l'ultimo rimpasto. Luca Ciliberti. Pochi giorni dopo il rimpasto nella giunta, il sindaco Enrico Trantino potrebbe attribuire all'ultima carica, quella di vice sindaco di Catania, ruolo che era del professore Paolo La Greca. Il nome dovrebbe essere quello dell'assessore Massimo Pesce, coordinatore cittadino di Forza Italia, un'attestazione di stima che servirebbe anche per dare una risposta concreta al partito di Tajani sotto l'Etna. Non che sia mancata mai l'unità di intenti con l'amministrazione comunale, ma gli azzurri reputano che, alla luce dell'ultimo rimpasto, di essere ancora sottodimensionati rispetto al reale equilibrio provinciale e regionale dei partiti di centrodestra. Rimane prioritario per Forza Italia il riconoscimento della vice sindacatura sia al comune sia alla città metropolitana di Catania. Un segnale alla coalizione, ma anche un segnale interno al partito dopo il caso di Pellegrino, consigliere comunale isolato proprio dai vertici nel caso del plateale scontro finito in denuncia con il sindaco Trantino. In teoria il ruolo di Pellegrino, che oggi è vicepresidente del Consiglio Comunale, potrebbe essere rimesso in discussione. Una ipotesi remota, visto che proprio Pellegrino ha partecipato alla riunione che si è tenuta nei giorni scorsi nella sede di Via Asiago a Catania. A coordinare i lavori l'eurodeputato e segretario provinciale Marco Falcone, alla presenza dei deputati nazionali e regionali Giuseppe Castiglione, Nicola D'Agostino e degli assessori e dei consiglieri comunali di Forza Italia. Ma intanto Catania si conferma il capoluogo italiano con il più alto importo di Tari d'Italia, la tassa per i rifiuti, 602 euro all'anno, in crescita rispetto al 2024. Il rapporto è dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanza Attiva. Tutta la Sicilia, peraltro, resta tra le regioni con la Tari più elevata d'Italia. Nel 2025, per dirne una, le famiglie siciliane hanno speso in media 402 euro, con un aumento del 3,1% rispetto al 2024, un dato che colloca la nostra regione al terzo posto nazionale, subito dopo Puglia e Campania. A San Leone, frazione balneare di Agrigento, è crollata di nuovo la pista ciclabile. L'erosione costiera adesso avanza e a rischiare è persino il viale delle dune. Mare Amico punta il dito, servono subito interventi, quelli promessi da Regione, Genio Civile e Comune. Davide Sardo. La natura non aspetta e alla fine presenta il conto. È crollata nuovamente la pista ciclabile di San Leone, un epilogo annunciato, l'ennesima vittima dell'erosione costiera che continua a divorare metri di litorale. Le mareggiate di questi giorni hanno fatto saltare gli ultimi fragili equilibri, aprendo un nuovo varco che ora mette seriamente a rischio anche l'asfalto del viale delle dune. Un danno prevedibile, evitabile secondo gli esperti, se solo si fosse intervenuti con una decisione sulla protezione del fronte mare. Da anni le associazioni ambientaliste chiedono barriere e opere di contenimento per spezzare la forza delle onde. Tra le voci più attive quella di Claudio Lombardo, referente di Mare Amico Agrigento, che torna a lanciare un appello durissimo. Senza gli interventi in mare, dice, tutto ciò era scritto. Adesso servono subito le opere annunciate dalla Regione, dalla Genio Civile e dal Comune. Non si può più aspettare. Intanto a San Leone i cittadini assistono impotenti all'ennesima ferita inferta alla costa. Una costa che ancora una volta dimostra che la natura vince sempre. Messina e il cinema, un binomio che funziona. In città si gira un film su Don Chisciotte. Nei mesi scorsi le Eolie sono state lo scenario del Colossal sull'Odissea. E la Disney ha scelto Stromboli come volto del terzo capitolo di Avatar. È il nostro servizio di Francesco Triolo.
Da Omero a Cervantes sino all'animazione futuristica della Disney, il territorio messinese si riscopre location cinematografica d'eccezione. Nei mesi scorsi sono state girate alle Isole Olie diverse scene dell'Odissea, il capolavoro di Christopher Nolan con Matt Damon nei panni di Ulisse, in uscita il prossimo anno. Al comune sono state presentate invece le scene iniziali del Don Quixote di Fabio Segatori, ambientato nella Messina del 1571 e che sarà proiettato nelle sale nel 2026. È un set totalmente ricostruito perché la Messina del 1571, di quella Messina non c'è più nulla, quindi abbiamo dovuto fare uno studio filologico durato mesi e mesi e con uno staff di tecnici che ha ricostruito in 3D la Messina del 1571. È stato un lavoro molto intenso e molto appassionante e i risultati li vedrete sul grande schermo. Dal 17 dicembre invece sarà nelle sale il terzo capitolo della saga Avatar di James Cameron e protagonista sarà Stromboli, l'isola che sembra nascere dal cuore del Mar Tirreno e che è stata scelta dalla Disney come uno dei volti di Pandora. La scelta di Stromboli non è affatto casuale, il suo vulcano sempre attivo, i paesaggi scolpiti dalla lava e le notti che brillano sotto un cielo senza filtri naturali offrono un'atmosfera che sembra già uscita da un'altra dimensione. Ben vengano questi tipi di attività che non servono solo ad attrarre ma anche a fare conoscere cultura, turismo, cinematografia, sono binomi che secondo me in Sicilia possono camminare. Bene, benissimo, al momento della nostra pausa, subito dopo il calcio con il Catania che si riprende la vetta della classifica. Vi aspetto. Il Catania vince con il Latina e complice il pari della Salernitana si riprende la vetta della classifica in coabitazione con i campani. Adesso i rossazzurri guardano al Picerno per ripetersi anche in trasferta. Marco Carli. Catania di nuovo in testa, basta una settimana per riprendersela in un campionato che resta equilibrato in vetta e che aggiunge una pretendente alla promozione diretta. Perché se i rossazzurri vittoriosi con il Latina sono al comando con la Salernitana che pareggia in casa col Potenza, alle tre bighe si è aggiunto il Cosenza, vincitore con il Benevento. Questo campionato l'abbiamo visto a Casarano e anche altre partite, se non sei sul pezzo al 100% purtroppo possono capitare partite del genere, puoi perdere punti e ci sono altre squadre che sono lì a combattere con noi. Corbari è stato protagonista dall'inizio dell'1-0 con Latina, partita tipica del campionato, e se ne accorge Cicerelli che viene colpito durissimo da Porro, esce anzitempo dal campo e con la caviglia gonfia dallo stadio dopo la partita. Ammonizione per il direttore di gara che nella ripresa inverte un fallo Lunetta Marenco col difensore laziale già ammonito e lascia correre su un contrasto in area Casasola De Ciancio. Errori che indispettiscono ma non incidono sul risultato finale perché a quello ci aveva già pensato Forte, innescato da Jimenez, entrato al posto di Cicerelli, buona la sua prova, tiro preciso di sinistro nell'angolino e gol del vantaggio che il Catania poteva anche aumentare sia nel primo tempo che nella ripresa. Tante occasioni, un solo gol segnato, una bella parata di Dini e la testa della classifica. Adesso se il Catania vuole volare serve ripetersi anche lontano dal Massimino. È il nostro step successivo che dovremo fare se vogliamo arrivare a marzo, aprile, quando sarà da tirare le somme, arrivare in una posizione che puntiamo. Serie B è crisi per il Palermo che sabato contro la Carrarese non può concedersi altri passi falsi. Il difensore Bani: dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Tonino De Mana. 2 trasferte consecutive, Castellammare e Chiavari, avversari non certo trascendentali, Juve Stabia ed Entella. Eppure il Palermo è tornato a casa con un punticino e con l'autostima sotto i tacchi, i tacchetti. Scivolano ancora in classifica i rosanero, protagonisti finora di un torneo sulle montagne russe tra alti e bassi purtroppo frequenti nelle ultime stagioni. L'auspicato cambio di passo non c'è stato e neanche l'arrivo in panchina di Pippo Inzaghi sembra aver dato il giusto slancio ad una squadra costruita per vincere il campionato ma che continua a stentare e mancare di personalità. È il centrocampo, forse il reparto più in sofferenza, ma anche attacco e difesa mostrano incertezze che poi costano punti pesanti. Ci alleniamo per cercare di vincere tutte le partite, è un momento in cui non ci stiamo riuscendo a portare dei grandi risultati, quelli che vogliamo, dobbiamo prenderci le responsabilità noi e assumersi
sia in campo che fuori e insomma tornare a fare già una grande partita in casa. E sabato si torna al Barbera per la sfida contro la Carrarese che non vince da 4 giornate. Pippo Inzaghi potrà contare su Ranocchia che ha scontato un turno di squalifica e punta a rilanciare dal primo minuto Brunori. Un solo gol all'attivo e tanta panchina in questo altalenante inizio di stagione del Palermo. Noi ci fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.